Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Luca Zagolin, lavoro per l'Agenzia regionale dell'ambiente del Veneto, per ARPA, e in particolare in una struttura che si chiama Osservatorio regionale aria, che studia l'inquinamento atmosferico. Oggi parleremo di biomasse. È importante dire che l'Osservatorio Aria si è occupato nell'ambito di un progetto PRIPER, che è un progetto che ha interessato tutte le regioni del bacino padano, ad un'indagine che interessa proprio l'utilizzo delle biomasse. È stato fatto questa indagine cercando di capire quante persone all'interno della pianura padana utilizzino degli impianti che funzionano a legna o a pellet, e il risultato, soprattutto per quanto riguarda il Veneto ma anche le altre regioni del bacino padano, è stato abbastanza importante. Pensate che in Veneto quasi una famiglia su tre possiede un impianto a biomasse, quindi a legna o a pellet, e lo utilizza in maniera anche abbastanza continuativa durante l'anno. Lo stesso anche nelle altre regioni del bacino padano, con qualche piccola variazione, soprattutto magari per le zone che hanno più montagna dove viene più utilizzata, però comunque abbiamo un'incidenza che è abbastanza simile. Quindi le biomasse, l'utilizzo delle biomasse, che sono sicuramente un combustibile per il riscaldamento domestico presente nella pianura padana. Pianura padana che però è un ambiente, diciamo una zona che ha dei problemi importanti di inquinamento atmosferico. Come si coniugano queste due tematiche, l'utilizzo delle biomasse con l'inquinamento atmosferico? Ecco, adesso cercheremo di capirlo insieme. Innanzitutto bisogna dire che sin dal protocollo di Kyoto, se vi ricordate, il protocollo di Kyoto è un protocollo che è stato fatto ormai parecchi anni fa per cercare di andare a creare delle politiche per la riduzione dei gas serra, in particolare dell'anidride carbonica. Il protocollo di Kyoto era stato il primo, la prima grande luogo dove era stato deciso che effettivamente bisognava spostare l'attenzione dell'utilizzo dell'energia verso energie rinnovabili. Energie rinnovabili che sicuramente voi vi ricorderete riguardano l'energia solare, l'energia eolica, l'energia geotermica, e che non riguardano sicuramente i combustibili fossili. Quindi non sono energie rinnovabili il petrolio, non sono energie rinnovabili il carbone, anche se viene poco utilizzato. Anche il metano, il gas naturale, è un'energia fossile, che quindi ha il problema che oltre ad emettere CO2 fossile, che prima quindi era relegata nel sottosuolo, è comunque una fonte di energia che prima o poi finirà. Ecco, le biomasse in realtà sono considerate a tutti gli effetti una fonte di energia rinnovabile. Perché? Perché andando a gestire correttamente il patrimonio di foreste, di boschi, e noi in Veneto ne abbiamo parecchi, gestendolo correttamente noi riusciamo a dare il tempo alle foreste di rinnovarsi e quindi a utilizzare la legna di queste foreste senza andare a consumare progressivamente questa risorsa. Detto in poche parole, se gestite correttamente, le foreste ci daranno legna sostanzialmente all'infinito. È importante questo perché in realtà, se ci pensate, le piante con la fotosintesi clorofiliana vanno ad assorbire CO2, anidride carbonica, dall'atmosfera. La vanno ad assorbire quando noi andiamo a bruciare la legna, altro non facciamo che riemettere la CO2 che prima queste piante hanno assorbito dall'atmosfera. Il ciclo della CO2, quindi delle piante, è sostanzialmente chiuso. Noi non stiamo tirando fuori dal sottosuolo della CO2 che era immobilizzata e la stiamo buttando in aggiunta in atmosfera, stiamo bruciando semplicemente quello che prima già era CO2 atmosferica. Qual è il problema? Il problema è che in realtà le biomasse sono l'unica fonte rinnovabile che per estrarre energia ha bisogno di bruciare qualcosa. Nella legna dobbiamo bruciarla, se ci pensate, l'energia solare, i pannelli solari assorbono la luce del sole e generano corrente elettrica, l'energia eolica sfrutta le pale eoliche per creare con una turbina energia elettrica, l'idroelettrico la forza dell'acqua, non c'è combustione. Ecco, l'utilizzo delle biomasse prevede una combustione. E qui in realtà inizia anche il nostro problema, perché noi quando bruciamo qualcosa è vero che ricaviamo energia, è vero che emettiamo una CO2 che era già in atmosfera, ma oltre alla CO2 emettiamo altri gas, altre sostanze che sono inquinanti per l'atmosfera. Ecco che quindi in pianura padana
che effettivamente è una zona dove la qualità dell'aria è già scarsa, andare a utilizzare le biomasse che hanno un impatto sull'atmosfera, specialmente per le polveri, che può essere anche importante, deve essere una pratica che deve essere in qualche maniera pensata e ottimizzata. Ecco che quindi anche il modo che abbiamo di utilizzare le biomasse all'interno, vedremo adesso, di diversi tipi di impianti termici, può fare effettivamente la differenza, perché ricordiamo il nostro obiettivo è quello sì di utilizzare una fonte rinnovabile, ma cercando di avere un impatto minore possibile nell'atmosfera, in particolare per il particolato sottile. Ad oggi più della metà, quasi tre quarti, delle polveri che arrivano dal riscaldamento domestico, che vengono emesse dal settore del riscaldamento domestico, arriva dalla legna, dall'utilizzo delle biomasse, che quindi devono essere, il cui processo di combustione deve essere ottimizzato al massimo. Intanto, una prima differenza fondamentale: non tutti gli impianti che utilizzano le biomasse sono uguali. Perché? Perché hanno un rendimento energetico molto diverso. Se noi pensiamo ad un sistema veramente basico di combustione delle biomasse, il caminetto aperto, che è proprio il sistema di combustione delle biomasse forse anche più tradizionale, che ha più anni, da più anni viene installato, che era presente anche nelle nostre case tradizionali, in realtà ha un'efficienza di combustione molto bassa. Perché? Beh, intanto stiamo bruciando dei ciocchi di legna. I ciocchi di legna sono grossi, sono un combustibile solido molto grosso. Cosa succede? Che quando la combustione inizia all'esterno, in realtà la temperatura del ciocco non è tutto uguale. All'interno abbiamo delle temperature anche più basse. Quindi il ciocco è, tra virgolette, rispetto alla fiamma, freddo. E questo abbassa molto l'efficienza della combustione. E quando l'efficienza della combustione è bassa, generalmente si crea del fumo, soprattutto questo è legato anche al fatto se il tiraggio, se l'aria che viene data al caminetto è ottimizzata oppure no, e quindi ricordiamoci che più fumo e più fumo visibile noi vediamo uscire dal camino, più in realtà la nostra combustione potrebbe essere ancora migliorata. In realtà, accanto ai caminetti aperti, negli anni sono comparsi sempre più sul mercato i caminetti chiusi, o addirittura delle stufe che per esempio utilizzano ancora ciocchi di legno o pellet, che hanno un alto grado di automazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che i parametri della combustione, che sono i più importanti, che sono la temperatura e il tenore di ossigeno, sono monitorati costantemente grazie all'elettronica in questi apparecchi, e quindi diciamo che la combustione è ottimizzata. Sicuramente quindi un caminetto aperto o una stufa di ultima generazione hanno delle performance emissive, c'è una quantità di emissioni di inquinanti, tra cui appunto le polveri, che sono sicuramente diverse. Ecco che quindi andare a utilizzare un impianto di ultima generazione, ove non sia possibile utilizzare degli altri combustibili un po' meno impattanti per le polveri, sicuramente è la soluzione, se non ottimale, ma la migliore possibile. Un'altra cosa importante, e questo riguarda sicuramente la parte delle biomasse che sono i ciocchi di legna, quindi non il pellet che ha già una sua specificità e una sua forma predefinita. Quando noi andiamo a comprare la legna, in primo luogo dobbiamo assicurarci che questa legna, intanto non abbia fatto tanta strada per arrivare fino al nostro caminetto, nel senso che se noi compriamo una legna che proviene da un altro paese o da un'altra regione che ha fatto molti chilometri per arrivare fino al nostro caminetto, dobbiamo tener conto anche che questi chilometri sono stati percorsi da un mezzo che funziona a sua volta con dei combustibili fossili e che quindi produce inquinamento. Quindi sicuramente da preferire la legna che ha chilometri quasi zero. La seconda cosa, bisogna assicurarci che questa legna sia stata in qualche maniera gestita correttamente. La legna, quando viene tagliata dall'albero, ovviamente non è pronta per essere bruciata, perché ha un tenore di acqua al suo interno, di umidità, che sicuramente interferisce in maniera molto negativa con la combustione. La legna deve essere secca. Allora, mentre col pellet, quello che ci vendono, siccome il pellet è triturato e poi è formato, ha già un tenore di acqua che è ben preciso e che è ottimale per la combustione, con la legna noi dobbiamo garantirci che non soltanto all'acquisto, ma quando noi la stocchiamo in casa, la stocchiamo in un luogo che sia un luogo secco, a riparo delle intemperie, perché altrimenti non solo abbassiamo il rendimento
della nostra stufa e quindi produciamo più inquinamento, ma produciamo anche meno calore e quindi riscaldiamo di meno la casa. Non è solo una questione ambientale, è anche una questione economica. Quindi questo sicuramente. Poi c'è un'altra cosa importante che possiamo fare per cercare di capire se stiamo utilizzando le biomasse in maniera corretta. Andare a vedere un attimino cosa succede sul camino. Come abbiamo detto prima, si vede molto chiaramente un camino che brucia male quando il fumo è molto visibile e alle volte anche molto scuro. In quel caso vuol dire che stiamo utilizzando una combustione sicuramente non ottimale, c'è poca aria probabilmente che arriva all'interno dell'impianto e comunque la combustione non è completa. Un'altra cosa importante e assolutamente importantissima per voi da controllare è che se avete un caminetto aperto, con il pellet sicuramente la cosa si risolve perché si brucia solo quello, ma quando si usa un caminetto non bisogna utilizzare un caminetto come un inceneritore, cioè lì dentro deve andarci a finire solo il combustibile, la legna come abbiamo detto prima correttamente gestita. Il caminetto non è un luogo dove buttare carte, tantomeno plastiche o altri rifiuti di altro tipo, perché le plastiche contengono delle sostanze, ok, che sono sostanze clorurate spesso, che possono portare, bruciando, alla formazione di sostanze molto tossiche come le diossine, che probabilmente le avrete già sentite, e che sono sostanze che noi temiamo molto perché sono veramente molto molto tossiche già a concentrazioni basse. Quindi bruciare bene vuol dire anche tenere alla salute delle persone che sono intorno a quel caminetto. Ecco che quindi in conclusione abbiamo visto che le biomasse sicuramente sono una fonte di energia rinnovabile, che devono essere utilizzate soprattutto in luoghi, in zone diciamo del nostro territorio come la montagna, in cui anche d'inverno abbiamo un buon ricambio delle masse d'aria che quindi disperdono bene gli inquinanti, sono un po' meno adatte ad essere utilizzate nella pianura dove d'inverno abbiamo dei ristagni che quindi fanno ristagnare anche molte polveri che possono essere emesse dai nostri impianti a biomasse. Se dobbiamo utilizzarli perché è la nostra unica fonte di riscaldamento, l'importante è che siano gestiti e utilizzati in maniera ottimale, non solo per ripeto, una questione ambientale, ma anche per una questione di efficienza energetica. Per qualsiasi informazione che concerne l'utilizzo delle biomasse o altre curiosità sulla qualità dell'aria e l'inquinamento atmosferico, noi rimaniamo sempre a disposizione e speriamo di incontrarci anche in una attività che seppure potrebbe essere a distanza, ma sarà, diciamo, potrebbe essere più interattiva. Io vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata.